Emozionato? Molto, molto. Non mi aspettavo un'accoglienza del genere. In sella alla sua bicicletta il vigile del fuoco Flavio Mariotto è tornato a casa a dargli il benvenuto i colleghi del comando di Treviso con il festante suono delle sirene a tutto spiano. Flavio a stento riesce a trattenere le lacrime per l'emozione. Di questo viaggio cosa le rimarrà impresso per sempre nella mente? Beh, mi rimarrà impresso l'accoglienza che ho avuto. Ci ha messo 3 mesi, ogni giorno ha percorso in media 150 km visitando circa 60 sedi dei Vigili del Fuoco di tutte le regioni. Lo ha fatto anche per celebrare gli 80 anni di vita del Corpo Nazionale. Il suo è un viaggio simbolico. Sì, il mio è un viaggio simbolico per unire idealmente tutti i Vigili del Fuoco. Quanti chilometri ha percorso? Allora, attualmente mi dà 6.600 km. Un'impresa storica. È un'impresa importantissima, questo indica il carattere dei Vigili del Fuoco, non mollare mai e compiere azioni importanti. Il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso in questi giorni ha più motivi per festeggiare. Oltre a Flavio Mariotto, il primo vigile del fuoco ad avere percorso tutto lo stivale in bicicletta, ci sono Andrea Pauletto, Marco Denardi e Agostino Durante, neocampioni italiani di ciclismo su strada. Siamo un po' famosi in tutta Italia a livello ciclistico come comando. Da oggi in poi sì. Da oggi in poi sì.